Ce ne sono di più piccole e di più grandi. Per la frana su cui si sta intervenendo, causata dalla rottura di una tubatura, la spesa si aggira sui 100.000 euro, ma ve ne sono di più ampie che richiedono stanziamenti ben maggiori. Ognuna ha poi le sue particolarità e le sue difficoltà. Vedi questa, difficile da raggiungere per i mezzi necessari all'intervento. Il 6 dicembre abbiamo quantificato in circa 12 milioni di euro di interventi di somma urgenza da realizzare. Chiaramente per intervenire bisogna che si assesti tutto il terreno e che le condizioni anche meteo siano ottimali. Quindi qui a Farra siamo intervenuti in questo momento perché le condizioni sono adeguate per intervenire. La provincia di Belluno, competente per le frane nei centri abitati, è impegnata nel cercare di mettere ogni singolo caso in sicurezza. Purtroppo la situazione è complessa per le stesse caratteristiche geologiche e certamente è peggiorata dopo le avverse condizioni meteorologiche del dicembre 2020. Ne abbiamo già appaltata un'altra, sempre qui a Farra, dietro l'abitato del centro storico di Farra. Dopo ne avremo un'altra che è in fase di appalto e dopo ne abbiamo una Chies. Queste per il momento gli interventi che andremo a realizzare in comune di Alpago e comune di Chies. Dopodiché ci sono interventi da programmare che sono tanti e valgono circa 60 milioni di euro, però questi sono interventi che sono dovuti all'emergenza meteo del 6 dicembre, che però dobbiamo trovare le risorse e metterle in programmazione triennale per poter realizzarle con gli adeguati progetti.